Sahid, fammi lo schifo di quella MILF da che tenere su contatto di Lori. Chiamila, capiremo su. Tu però inserisciti, Chino. Siccome io è bella tipo che vai, mi sta capendo? Io non la conosco, vedremo com'è. Ah, hai visto com'è? Salve! Buonasera. Cioè, scusi, come ne avevamo il contatto? Ti la stiamo chiamando, dico, ci vorrei presentare l'amico mio, dico, ma dico, lei è ancora, dico, a che punto? A che punto che? Che masco, gli uomini, è maritata lei. Gli uomini di una volta non ci sono più. A posto. Completamente. Comunque a me questo coronavirus mi ha distrutto la piazza. Ah, sì? Sì, completamente. Quando eravamo nella zona rossa, io avevo conosciuto a Carmelo. A Carmelo? Bello. Un bell'uomo alto, Tipo... robusto, con gli occhi azzurri. Per l'uomo tipico, perfetto, tipo Biggie Jim, va? Aveva solo un difetto. Un bottone da rete? No, l'alito. Ah, l'alito. Ci fedeva. Ah, sì? Ci nisceva un feto da ucca quando parlava qui, mi sculava un ciucco la faccia con tutta la mascherina. Sì, due sono le cose, Lori. O lei aveva, per dire, il ciucco scasso, oppure non c'era la distanza di sicurezza. Ma quale distanza di sicurezza per parlare con Carmelo? Io mi dovevo mettere a Catania e tu come meno a Mister Bianco, con il vento a favore perché non avevamo mai fatto niente. Pericoloso, Carmelo, eh? Sì, pericoloso. Comunque io non mi sono persa di coraggio, no, completamente. Perché io quando incontro un bell'uomo voglio andare a fondo. Certo, lei ci anda a fare proprio alla testa, sì. là per ora proprio. Anzi, io con Carmelo mi sono ingegnata. Sì, perché deve sapere che Carmelo ha un piccolo supermercato. Ah. Allora io che cosa ho pensato? Che sono furba. Ho detto ora mi faccio portare la spesa fino a casa e così un giorno sì, un giorno no, ci vediamo. E vi euro? Sì, di vederci ci vedevamo. Ma no che mi costava 40 euro coppo, perché al di sotto di questa cifra la consegna a casa non è prevista. Oh, cosa tindo, disgraziato. Si faceva pagare la consegna. Ma io mi disse, ma che sogno usciamo unita? Ma mi sta costando troppo assai, l'ho chiamato e gli ho detto, senti Gioia, così non può continuare. Mi ha detto, hai ragione, facciamo che la spesa te la vieni a prendere tu. Facciamo che oltre alla spesa vieni a pigliare una carattia, a cauce un dollaro. Beh, signora. E basta. Ci siamo persi di vista. Ah, definitivo? No, lui ha continuato a corteggiarmi. Certo, una come lei che fa si può perdere così? Un giorno mi ha fatto arrivare una cesta a casa tanta, piena. Di che ha visto Chino? Così si corteggiano le donne, ci mandavo chi dai cesta, chi ne dei salami, chi ne dei uova, quale salame? Una cesta piena di mascherine e una bottiglia di amuchina Gran Riserva. Certo, sopra le mascherine da vivere la mochina, che ti poi rovino. Ma niente, io non ne volevo sapere. E allora lui ha continuato a corteggiarmi con i messaggi vocali, WhatsApp. Ah sì? Niente, come mi ascoltava dei messaggi, ne sceva un feto giù telefonino, insopportabile. Ma proprio era chimico? No, niente, l'ho bloccato, non l'ho voluto sentire più. Ho capito. E ora sono così. Libera, così non ne vuole... In quarantena sono. Completa quarantena? De sopra, de sotto, chiusura totale. Chiusura totale. E non vuole... Che volete, l'amore questo è, ti svuota il cuore. Ma almeno che a me lo mi inghievo frigorifero. Hai ragione, senta signora, poi ce lo posso... Vediamoci del tutto, ci voglio presentare all'amico mio. Sì, poi, arrivederci. Arrivederci. Chino, vuoi visti? Chino tu, China Idda. Mi capisci quando parlo? Non mi capisci. Fermo. Ma non potevo, ma perché cercare calci? Munci praia, munci praia. Già che mi ha fatto venire nervo, già che mi hai fatto passare un giorno tra lei veramente che io dico che quando uscì a tia mi dovevo stoccare la noce del corpo, ma ci mi hanno buttato. Tanti mi dicono che significa buttato, che non avevo un buttato e ti buttare alla mia casa. Perciò stamattina ti ho detto Peppino, come ti pare? Italiano, come ti pare? E tu sai cosa mi ha risposto? Questa faccia che hai, questa faccia di minchione che hai, mi ha risposto, se fosse tu ci tagli in meno. Ci tagli in meno, sai che ti dico Peppino? Sai che ti dico? Ci tagli in meno. Io volendo ci tagli e ci posso magari ruare, fatti a dietro e ci tagli. E tu, Peppino, i 5 centimetri che ti mancano, unipiti, Un po' d'acqua per favore, un po' d'acqua. Grazie.
Giussi, siamo in onda! Buonasera, benvenuti a Quark. Se sei nella testa, sei un'ossessione. Se sei nel cuore, sei una passione. Ma se sei nell'anima, sei Gianna Nannini. Questo ed altro ancora, questa sera, qui Quark. Ad Halloween, vestitevi da ciclo. Arrivate in ritardo e il vostro ragazzo se la farà sotto. Se Garibaldi è partito da quarto, chi erano i tre prima di lui? Questo ed altro ancora a qui Quark questa sera. Seguiteci. Uno studioso statunitense ha scoperto che gli elettricisti amano bere acqua corrente e birra alla spina. Questa sera a qui Quark. Se lavorare fa bene, perché non lo facciamo fare agli ammalati? Questa sera qui Quark. Vi siete chiesti perché i detenuti che giocano a calcio sono sempre in 10? Perché manca il libero. Ma nella nostra rubrica anche tanti servizi. Linea al nostro inviato. Amici di Qui Quark, siamo ancora in diretta qui dal Tibet. Ci siamo fatti tante domande e ci siamo dati 1000 risposte. Ma una delle domande più importanti è: come faranno quei due santoni a non mangiare per così lungo tempo, e precisamente da 37 anni? Seguitemi e lo scopriremo insieme. Noi e gli amici di Qui Quark ci siamo posti una domanda: come fate voi santoni a digiunare per tutto questo tempo? Scusi, ma l'altro santone dov'è? Ah, fame. A voi in studio, Omar Stacca, Ambara Munina, Grazie per averci seguito anche in questa nuova puntata di Qui Quark. Alla prossima! Allora, Ambare, ora andiamo a fare un sponsor, va bene? A stasera ho sponsor? Perché è uno. Ah. E i slogan? Un slogan. No, i slogan. I slogan. I slogan perché su che sai di uno, perciò è plurimale, capito? Si dice così. Ci siamo? Sì. Allora, tu segui a mia di Chito Carico, va Vai, bene? vai. Vuoi la villetta dei tuoi sogni? Vuoi la villetta per i bisogni? No, per bisogni. Vuoi la villetta dei tuoi sogni quando uno si cuocca e dice domani che fai? Io volessi una villetta per dire, no? No, vuoi la villetta dei tuoi sogni? Ma uno quando si cuoca Ah. e sta lo sbicchiano, non c'è chi da fare la pepe, io ho bisogno, non la fare, non è la villetta dei Gli bisogni. vengono dopo, chiedi sui servizi dei bisogni quando tu hai bisogno di un servizio per fare i bisogni. Ah, ma chiedi a graduatoria, scusa mia. Canciamo. Medica mezzia vedo 97 che è in gradatoria, Canciamo. Allora, vuoi l'appartamento come quello del vicino? Gli vuoi fare l'appartamento a vicino? Dobbiamo ripeterlo. Vuoi l'appartamento del vicino? Gli vuoi fare l'appartamento a vicino? Allora, buono capire. Lascia qua. Ma chi si fidava lampadine quando eri nego, quando eri piccolino? Lascia perdere. Allora, ti vuoi fare l'appartamento come quello del vicino? Vuoi fatto l'appartamento come quello del vicino? Tu dici, ho fatto l'appartamento, per dire, chiama uno e ti faccio fare l'appartamento come chi tu... Non è bella sta cosa. No. Levalo fare. Vai, Non fare. no facciamo. Mi capisci quando parlo? E stasera Oh, lo faccio, domani passo del vicino. Vuoi l'appartamento come quello del vicino? Ma non è la stessa cosa, non c'è a fare l'appartamento vicino, allora se tu Lasciamo cacci... perdere, allora, non c'è cosa dell'appartamento, torniamo andare alla villetta, che forse ti viene meglio. Vai. Vuoi la villetta con giardino e con camino? Ma perché cammina? Qui? Un giardino. Cioè, il giardino che cammina? Tu resisti, cammino con giardino. No, io dissi, vuoi la villetta con... Vuoi la villetta con camino e con giardino, t'ho detto. Ma con cammina? Nudo, certo, perché tu non cammini? Io cammino, ma un giardino no. Ma un giardino certo che non cammina, io cammino sopra il giardino. Allora, Un sotto- giardino è sotto, io sogno sopra e cammino Mi Ma capisci quando Io parlo? ti capisco, ma se tu riesci cammino un giardino, io ce l'hai finita da velletta in cristiano Allora, con il giardino che cammina. hai e poi, ragione. Se il giardino non cammina, non si offende il cristiano. Ma sul giardino non cammina, poi ci vuoi le ruote per fare camminare il giardino? Mi sta capendo, ci vediamo un'altra cosa. Tu Irene, non ci restare mai. Lo amo lo giardino, capotta troppa terra. Cristiano alleggia, allergia. Bravo, lascia perdere. Allora, giardino non ce n'è. Vuoi la villetta senza giardino? Ma con camino? Un camino, bare, non meno, quando tu hai freddo che ti dormi? A stufa.
Ma come la stufa? Ma la stufa com'è la Sta che ti stufa? sta sediando, che ha presa? Non va la luce che ha presa, no? Anziché a spina, ha preso chi da capiglia, preso, prendo, spino, pirino. Mi sta capendo? Ah, hai ragione. Azzecco, la spina andava presa. Ho capito, sì, ma se tu per dire per non bavare la luce, ti fai bello cammino, ti chiandi navolo, e c'è un blu, c'è davanti che cresci, Per 20 anni non è una cosa. ti viene a trosa. Anda che aspetto Lasciamo perdere. Lo vamo sulla Lasciamo perdere. Andiamo in mare, abbiamo in mare. Aspetta, ma dove l'ombrello? Abbiamo in mare in senso di figurazione. Vuoi la villetta dei tuoi sogni in riva a mare? Vai! Vuoi la villetta a modo mare? No, ma era gommone. La fai a modo dall'acqua. Ma è gonfiabile. Cosa che sai? Sì, mamma, in riva. Vuoi la villetta? È tipo palafitta? Vai. Ai, ma come sai? Chi? Una malafitta. Maronna. Appendicite. Allora, vuoi la villetta in riva a mare? E devi stirubare quella precedente perché non è sanata, te la vuoi fare nuova e ti vuoi mettere a regola? Con tutto il mondo? Così i vigili urbani non ti bussano a casa e ti dicono prego documenti? Sta dicendo tu? Tu stai dicendo io? Ah, poi non mi accollare mia. Non da colla tia, vuoi la villetta in riva a mare? Vuoi la villetta arriva a mare che poi i vigili urbani non ti ingagliano che tu stai... Giusto? Che la vuoi in regola? La vuoi in regola? Che la vuoi in regola? Devi stirubare quella prima? Vuoi surrubare quella che non è in prima? regola? Che non è in regola? Spruzzo presenta Tritoliamo, impresa edile saro abusivo. Noi prima demoliamo la tua casa, poi la ricostruiamo. Basta una goccia di spruzzo per fare la fossa dei tuoi fondamenta. Ma bimbo. Ah, no, chi è mare? No. Chi è? Collerio? Ah, no. Ma sapete? Tu con chi per dire, appena tu ubi in terra, si fa tutta la fossa dei fondamenti. Con chi Tritoliamo, sto? vai. Con chi sto? Provici. Vai, oh. Vai. Abbi, oh. Vai, poco. No, ancora, no. Aprila. Via in terra. Vai. Ciao! Com'è dopo? Bellissimo! Ma chi c'è? Zacco di cristiani! È davvero? Ah, Una città... Spruzzo! La città dentro la città. Mare, una cosa è sicura, questo vaccino è fatto dalla stessa azienda che ha prodotto il Viagra. Io a mio marito Araccio glielo faccio fare, perché su a resuscitare i morti, pensa su non salve i vivi. Ciao, scusa, tu Ciao, chi sei? Bella. Come, non mi riconosci? Vediamo, girati. Non mi No? riconosci? Come no? Sono Penna Bianca, la penna più veloce del Kenya e provincia. Penna bianca. Ma siamo stati già insieme, cara, non ti ricordi? Io e te, quando? Come? Ci siamo visti insieme il film, quello degli indiani, quello di Indiana Jonathan. No, quello è Indiana Jones, ma non ci sono gli indiani. Ma come no? Ci siamo visti la corsa, quella dei cavalli, quella di Indianapolis. Ah, Indianapolis, e qual era il mio cavallo preferito? Ah, facile, era Inter... No, Inter non può essere perché sono juventina io. Juve! C'entra Juve, Storia di... scusa, no, che cosa? No. Scusami, ma tu non sei Pocahontas. Iuzzo! Sono indignata, sono indignata! Che c'entra la pignata? Scusa, che cosa c'entra? Indignata! Participio passato del verbo indignare! Senti, per fare un participio presente tête a tête, che cosa dovremmo fare? Tette a te, dovremmo cambiare verbo. Giulio, tutti quelli che io sono, rappresentanti ufficiali dei verbi. Chi ve vuoi? Tu trova? Cerca verbo fuggire. con la- Manca a farla apposta, qua, e io fuggo. Ecco, bravo. Vola, Iuzzo, tu puoi fare il professore di letteratura, di greco, di latino, di matematica. Non ti voglio, Iuzzo, non ti voglio. Ti prego, aspetta, ti prego, ma come fare quel questo? Non ci ha messo l'indiano, da che puoi, ma canto come fare quel questo? Mi spieghi tu come fare? Ma che te io vuoi? Stai urendo un cavolo, questo facendo non mi vuole femmine che mi cascano a tappite, e che sta non mi vuole, mi picchiasso, come fa? Mi sta fanno perdere i sentimenti, mi sta fanno... Io da fuoco, io a fuoco a te, ma fuoco io. Tu stai dicendo prima che già faccio ancora. Iuzzo! Arrivo?